Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Il lutto nel mondo dello sport e non solo, per la scomparsa a soli 40 anni dell'ex saltatore in alto Alessandro Talotti, che è scomparso all'alba di questa mattina. Combatteva da oltre un anno contro un tumore. Lascia il figlio Elio di soli 6 mesi, avuto dalla donna che aveva appena sposato, l'azzurra di pattinaggio Silvia Stibili. Volare alto era la sua specialità, dalla pedana alla lotta alla malattia, dagli eventi organizzati al matrimonio con la sua Silvia una decina di giorni fa. Provato dal male, le aveva giurato amore eterno ed era riuscito comunque a regalare uno dei suoi enormi sorrisi. Spiccava non solo in pedana ma in tutte le attività nelle quali si buttava. Il suo ultimo salto lo ha portato però via ai suoi affetti, alla donna con la quale aveva combattuto con coraggio la battaglia contro il tumore, al piccolo Elio, nato il 31 ottobre del 2020. Alessandro Talotti, all'alba di questa domenica, ha chiuso gli occhi per sempre a 40 anni nella sua casa di Udine. Pluricampione italiano di salto in alto, per 8 anni aveva fermato il primato tricolore sui 2,32 m. 2 Olimpiadi nella sua carriera: Atene 2004, finalista, Pechino 2008, un quarto posto agli europei di Monaco nel 2002 con una misura che sarebbe valsa al bronzo, ma il talento non era solo quello atletico. Era stato consigliere nazionale della FIDAL, per il CONI era attualmente delegato di Udine, aveva organizzato con successo il format Udine Jump Development, con il quale aveva portato i grandi nomi della disciplina che ha tanto amato. Elegante nel gesto atletico come nella vita, entusiasta, trascinatore, Talotti lascia un vuoto enorme nel mondo dello sport, che aveva tifato con affetto infinito per lui e che oggi ha il cuore a pezzi. Straziante l'addio sui social della moglie. Buonanotte Angelo mio, grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme, ha scritto. Non si contano i messaggi di cordoglio da parte di appassionati e di rappresentanti istituzionali. Il presidente della regione Fedriga ha parlato del coraggio e della volontà di vivere mostrate fino alla fine. Il sindaco Fontanini ha invece sottolineato il talento prima di tutto umano, la capacità di dare sempre qualcosa all'altro di sé. La FIDAL regionale ha affidato a Facebook un messaggio toccante dell'amico saltatore Massimo Di Giorgio, che si chiude con un "Ciao uomo raro, cercherò di far crescere i germogli che hai seminato per l'atletica leggera". Mario Gasparetto è il tecnico che lo avviò al salto in alto, l'abbiamo sentito, con quello in cui invece Talotti vedeva il suo erede Simone D'Aziglio. È stata una figura importante nella mia carriera di atleta, anche solo il fatto della sua presenza al campo vicino alla pedana del salto in alto, che mi dava consigli sulla tecnica, mi guardava, mi aiutava anche proprio a livello fisico, era anche il mio fisioterapista, quindi diciamo un aiuto a tutto tondo. Poi mi ricordo che soprattutto il suo sorriso, lui sorrideva sempre, qualsiasi cosa tu dicevi sorrideva, mi ricordo sempre di questo. Mi ha dato qualche suo vestiario, qualche pantaloncino per saltare, dicendo di trattarli bene, che sono abituati a saltare più di 2,10 e di seguire un po' la sua strada, di continuare a saltare alto. Oggi mancherà la persona innanzitutto e lascia un vuoto anche come dirigente, perché il nostro sport ha bisogno, lo sport in generale ha bisogno di dirigenti giovani, capaci, appassionati, entusiasti, che sappiano spendersi e che abbiano delle visioni. E queste doti Alessandro le aveva e purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E di una grave perdita per lo sport anche a livello umano, ha parlato anche il presidente del CONI regionale Brandolin. Ha lottato fino all'ultimo, è stato un grande campione anche. Lascia, diciamo, un vuoto a Udine, se mi permetti, perché lo ripeto ancora una volta, io l'avevo appena riconfermato delegato di Udine proprio perché c'era una prospettiva per lui insieme a lui, e quindi lascia questo vuoto nel mondo sportivo. Lo lascia anche e soprattutto per la sua grande passione, che è stata l'atletica e il salto in alto, perché le 3 edizioni di Udine Jump che insieme abbiamo fatto le ha volute lui,
le ha costruite lui insieme a Gasparetto e a Di Giorgio soprattutto, e quindi ci lascia con questa sua grande passione, con questa sua volontà di far di nuovo di Udine un centro federale, in particolare del salto in alto, e poi lascia il vuoto per una giovane moglie e per un bambino di 6 mesi, oltre che per i genitori e tutti i suoi parenti. A nome di tutti gli sportivi esprimere veramente condoglianze sincere alla famiglia e a tutto il nostro mondo. Ho sentito Malagò, insomma, che avevo ovviamente, come dire, preparato e avvisato nei mesi precedenti, molto dispiaciuto, e anche lui, insomma. Vedremo di ricordarlo e di aiutare la sua famiglia nei modi dovuti. I numeri del Covid in regione: oggi non si è registrato alcun decesso, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili, pari a 16, mentre si riducono quelli in altri reparti, che risultano essere 72. Per quanto riguarda i nuovi contagi, 29 da 2.250 tamponi molecolari, l'1,2%, e sono 4 i casi rilevati su 1.185 test rapidi, lo 0,33%. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.505 persone. E da domani si apriranno le agende per le prenotazioni dei vaccini per le persone dai 40 anni in su, mentre in Italia è stata superata quota 27 milioni di dosi somministrate. Da domani dunque un passo in più nella campagna vaccinale, con un'altra fascia di età appunto che potrà prenotarsi per la somministrazione delle dosi di vaccino. Parliamo di terza corsia, perché con il varo della campata centrale del cavalcavia del nodo di Portogruaro, il cantiere del primo sublotto del secondo lotto può dirsi completato per il 40%. È stata varata la scorsa notte la campata centrale del cavalcavia del nodo di Portogruaro, opera principale del primo sublotto. Del secondo lotto della terza corsia della 4, alle 21:30 sono iniziate le operazioni di trasporto del manufatto su carrelloni, e in poco più di 2 ore la carpenteria metallica del peso di 510 tonnellate, della lunghezza di 60 metri, è stata appoggiata sulle pile. Il cavalcavia è il quarto varato dopo quelli di Teglio Fratta, Teglio Gorgo e Casermette. La notte scorsa è stata gestata la soletta su quest'ultimo manufatto. A questo punto il cantiere del primo sublotto del secondo lotto Alvisopoli Portogruaro può dirsi completato per circa il 40%. I lavori in questo tratto di strada di quasi 9 km comprendono la ricostruzione di ben 24 opere. Per quanto riguarda gli scatolari, tutti sono stati spinti sotto l'autostrada, e per alcuni di questi sono iniziate le lavorazioni di prolungamento a nord della 4. A buon punto anche i sottopassi. Nei giorni scorsi sono state varate le travi del sottopasso della strada provinciale 463. Infine cavalcavia, per quello sovrastante la strada provinciale 251 si è conclusa la costruzione delle pile e delle spalle. Prossimamente verrà varata la campata centrale. Al termine delle lavorazioni effettuate la scorsa notte, la 4 è stata riaperta poco dopo le 8 di questa mattina, con 2 ore di anticipo rispetto alle previsioni. Rissa ieri sera in via Sant'Ambrogio Monfalcone ha coinvolto una quindicina di persone, e dopo questo episodio il sindaco di Monfalcone chiede un rinforzo della sicurezza e la collaborazione degli esercenti. Ieri sera c'è stata verso appunto le 9:15 una rissa, noi siamo intervenuti con una nostra pattuglia immediatamente. Dopo 12 minuti sono intervenute anche le pattuglie della Polizia di Stato, che ringraziamo, 3 pattuglie. La situazione ovviamente si è sedata, però noi riteniamo che queste siano situazioni che vanno prevenute, ed è per questo che ho già chiesto questa mattina un incremento delle presenze delle forze dell'ordine, in particolare ovviamente nelle ore serali notturne. Noi riteniamo che questa sia la strada, il presidio del territorio, che è necessario affinché non si vanifichino degli importanti sforzi. Domani sentirò il prefetto, il questore ha compreso bene la situazione, che peraltro conosceva, sentiremo anche il comando dell'Arma, assieme anche all'esigenza che però le attività seguano comportamenti virtuosi, quindi di attenzione verso coloro che magari sono alterati dall'alcol, evitando di dare ulteriori occasioni a queste persone
di creare dopo dei problemi che diventano problemi di tutti. Quindi noi saremo feroci, lo dico, anche con quei gestori che non si rendono conto che facendo così danneggiano tutta la categoria. L'Udinese oggi ha salutato lo Stadio Friuli per questa stagione con un'altra sconfitta, perdendo 1-0 dalla Samp, che ha trasformato nel finale un rigore con l'ex Quagliarella. Sentiamo Gotti. L'analisi è che l'Udinese non meritava di perdere questa partita. L'analisi è che negli ultimi 30 metri siamo stati poco incisivi, potevamo gestire meglio alcune situazioni e non siamo riusciti a farlo. E poi che questo ennesimo rigore, questo ennesimo episodio, non so come definirlo, perché non puoi dire sfortunato, cioè, comunque questo ennesimo episodio che rispetto a una partita che cercavamo di vincere, volevamo lasciare questo campionato con una vittoria in casa, cercando di fermare il troppo tempo nel quale non siamo riusciti a prenderci 3 punti in casa. L'atteggiamento della squadra è stato buono, nessuno si è tirato indietro, poi alla fine non solo non riesci a vincerla ma addirittura la perdi sì, non è così semplice da accettare. Nei playoff di Serie B di basket, l'UEB Gesteco Cividale ha vinto gara 1 75-60 contro Virtus Rechi Salerno. Domani alle 19:30, sempre in diretta su Telefriuli, gara 2. Sono stati in grande difficoltà all'inizio perché se sei un primo tempo da 1 su 17 nel giro da 3 punti lo paghi, e poi anche la nostra difesa non era delle migliori. Dopo abbiamo prima migliorato la difesa, nel secondo quarto già in difesa siamo stati consistenti, ma abbiamo continuato a tirare male. Poi nel secondo tempo, diciamo, quando oltre che la difesa che ha continuato a crescere abbiamo anche messo un po' a posto le percentuali, la partita è stata più facile, anche se comunque Salerno è stato un avversario duro fino in fondo. È stata una partita ruvida, complicata, per 2 quarti difficile, per merito loro ma anche per demerito nostro, poi ci siamo sciolti, abbiamo preso un bel margine, è stati via bene, insomma una partita di playoff. 1-0, fatto niente, siamo felicissimi per noi perché è la nostra storica prima vittoria, siamo felicissimi per tutti i nostri sponsor che ci seguono con tanto affetto anche oggi. Basta, da domani ci alleniamo e pensiamo già a gara 2 perché è chiaro che adesso gara 2 diventa in assoluto la partita più importante di questa serie. Dobbiamo assolutamente vincere per andare giù a Salerno con 2 partite di vantaggio, che vorrebbe dire insomma andare giù più sereni, però antenne dritte, stasera siamo felicissimi per questo successo, ma veramente domani resettiamoci e riparte 0-0. È tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.